Niente, stavo riflettendo sulle parole di qualche giorno fa del presidente De Laurentiis, che è sempre una persona che dice le cose giuste al momento giusto, usa il tono giusto, ha una sensibilità nei confronti di noi tifosi veramente esagerata. E lui ha detto che noi tifosi diciamo, vogliamo vincere, ci stiamo ingrippando troppo assai che vogliamo vincere perché siamo vessati, cioè stiamo diciamo, sotto pacca delle nostre mogli, dei capo uffici. Ecco. Poi il presidente, se ha detto questo, qualcosa avrà visto, perché visto non è manco tipo che bella e buona parte che c'era e dice cose a capo imbrello, diciamo. E avrà visto che qualche tifoso, per esempio, quando fa, ah no, così, perché non devo, per qualche la moglie è pure che la si ingrippa, voglio vincere. Io però penso che lei per dire questo ha un rapporto molto equilibrato, cioè proprio dorme nella moda, che comandissi da casa e quindi perciò non vuole vincere perché Bigot sta voglia di vincere, quindi sarà così. Ma non è che sta buscando pure tu un poco, Presidente, scusa se ti do detto tu, mi sta buscando un poco pure tu la moglie, la signora Jacqueline, anche perché non è nemmeno molto complicato, perché dopo ti scippa proprio e mazza. Cioè, tipo, per esempio, tu dici, voglio fosse stati nella merda, a già provare una cadrella, non so neanche, cioè, tutto azzeccato. Oppure sono io il bosso capanna, ma fa boom! E così ti verrebbe una voglia di vincere. Cioè, secondo me, se la signora Jacqueline Davatta, cioè, vinciamo la Champions, lo scudetto, vinciamo tutto, forse hai trovato la soluzione.